Aperto nel 1913 dopo 3 anni di lavoro, il Grand Hotel Campo dei Fiori rappresenta il principale esempio di stile Liberty sul territorio. Chiuso poi nel 1968, ha attraversato 2 guerre mondiali, diventando anche nel 1944 un ospedale militare. Nel 1947 il tetto fu distrutto da un incendio e fu poi parzialmente ricostruito. Ma cosa c'è adesso nel futuro del Grand Hotel? Si parla di vari progetti, di una struttura ricettiva, di un polo museale, insomma ci sono tante ipotesi sul campo. Ma per avere risposte a queste domande cominciamo a vedere all'interno come è strutturato, come si presenta oggi il Grand Hotel Campo dei Fiori. 5 piani di edificio, circa 150 stanze, un salone per le feste affacciato verso valle, con un balconcino riservato all'orchestra. Il grande albergo è stato disegnato e realizzato secondo standard all'avanguardia per quell'epoca, che hanno permesso alla struttura di arrivare fino a oggi, nonostante lo stato di abbandono a cui è stata relegata per decenni. Negli ultimi anni l'albergo ha ripreso a catalizzare l'interesse, diventando location per programmi televisivi e spot pubblicitari. Nel 2016 ha ospitato anche il set del film Suspiria, di cui continua a ospitare una parte della scenografia.